Un intervento da oltre 2.300.000 euro, in parte finanziato dalla provincia, in parte con altri finanziamenti ministeriali, che ha comportato l'efficientamento energetico, sostituendo gli infissi, facendo il cappotto esterno, rifacendo il tetto, installando un impianto fotovoltaico da 20 kW. Progettato in tempi non sospetti, quando ancora il caro energia non mordeva, oggi l'ex convitto del Maffioli è un fiore all'occhiello dell'edilizia scolastica trevigiana. Gli indirizzi che si stanno perseguendo riducono i consumi in modo molto significativo, tanto di energia elettrica che di gas per il riscaldamento. Ai primi piani trova spazio la nuova scuola media di San Floriano, a quelli superiori alcune aule del vicino Istituto Sartora, messa in sicurezza e riammodernata tutta la viabilità esterna. In mattinata l'inaugurazione ufficiale, un modo per fare il punto anche dei progetti didattici. Abbiamo cablato tutti i nostri edifici, questa compresa, abbiamo comprato tutte le digital board per ogni aula, quindi sono già tecnologiche, e per nuovi ambienti di apprendimento vuol dire creare nuove aule didattiche con materiale che può prestarsi a sviluppare molti laboratori. Faccio un esempio: i ragazzini non sanno cos'è un metro cubo, bene, allora gli realizziamo un bel metro cubo di polistirolo, così ci sbattono contro tutti i giorni e alla fine sapranno esattamente cos'è un metro cubo. Nuovi spazi di apprendimento e risparmio energetico, questa è la formula che sembra vincente avviata a Castelfranco.